È una classifica cortissima quella del girone A di Serie D. L'Imperia di Lupo ha perso il derby con la Lavagnese nel turno di mercoledì. Per rimanere più vicino alle zone alte c'è da superare l'ostacolo arconatese, formazione lombarda impelagata nella zona play-out e reduce da 2 sconfitte di fila, una sola vittoria per gli ospiti lontano dal proprio campo. Ospiti che però hanno subito una clamorosa occasione quando Foglio spreca una clamorosa chance al sesto del primo tempo su perfetto invito di Albini, risposta imperiosa affidata a Donaggio che al 31esimo viene anticipato dal portiere avversario. Donaggio che 4 minuti più tardi prova la girata sugli sviluppi di un calcio d'angolo senza però inquadrare lo specchio della porta lombarda. Sono gli ospiti a chiudere in avanti con la discesa di Pavesi che da dentro l'area cerca il primo palo ma non trova nemmeno lo specchio. È nella ripresa che l'Imperia preme sull'acceleratore, come testimoniano le immagini di Fabio Molinari, prima delle quali è però di marca ospite con la rasoiata di Foglio a lato di poco. Ospiti che vanno anche sopra con Marra ma tutto fermo per fuorigioco del numero 10 gialloblu. L'Imperia si sveglia al quarto d'ora con il rigore di Donaggio che sblocca l'incontro a favore dei Liguri che a 5 dal termine vanno di nuovo dal dischetto per un atterramento di Giglio. A presentarsi per la trasformazione dagli 11 metri è lo stesso numero 8 che si vede respinto il primo tentativo dalla parata di piedi di Botti ma che poi ribadisce in rete per il 2-0 finale che proietta l'Imperia a un punto dalla zona playoff in vista dell'assalto alla capolista Gozzano.